Vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo inizio, in un momento straordinariamente difficile che assieme a un senso di solitudine ci ha imposto nuove modalità di lavoro, di socialità, di condivisione. Le modalità sono ancora quelle imposte dalle norme anticontagio del coronavirus, ma nel suo primo discorso di inaugurazione dell'anno accademico, la rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello, prima donna alla guida di un'università veneta e una delle poche in Italia, ha indicato i pilastri su cui l'Ateneo fonda la rinascita post-pandemia: istruzione, ricerca e innovazione, rivendicando inoltre il ruolo di Ca' Foscari come modello nel panorama accademico italiano per la forte vocazione internazionale. Di pochi giorni fa è la notizia dello straordinario risultato del nostro Ateneo, con le ben 30 borse Marie Curie finanziate dall'Europa, che ci rendono la quarta università europea assieme a Cambridge, per numero di borse vinte, la prima in Italia. La Lectio Magistralis, dal titolo Empowerment of Young Generation, il ruolo di cultura, educazione, ricerca e innovazione, è stata affidata alla commissaria europea per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Maria Gabriel. Alla cerimonia è poi intervenuta anche la neoministra all'università, Cristina Messa. Perseguirò in maniera forte in questa prospettiva di aumentare e di rendere più attrattiva l'università per gli studenti delle scuole superiori, in modo da avere più competenze, più laureati in Italia, più specialisti anche, non solo lauree e basta, ma anche specializzazioni, dottorati di ricerca. Intervallata tra l'altro da letture di classici da parte degli studenti, la cerimonia ha visto anche il saluto dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha invitato gli studenti a rimanere in città. Io credo che sarà una delle città che avrà nei prossimi 10-20 anni il più grande tasso di sviluppo, uno dei più grandi tassi di sviluppo europei. Tutta una serie di motivi, se non altro statistici, sono 40 anni che andiamo sempre peggio, e probabilmente anche solo non per capacità degli amministratori, ma soltanto anche per una questione statistica, dovrebbe cominciare a girare.